siamo qui per Coditrip, che è una gita scolastica online, ma in realtà è una gita scolastica molto vera. Semplicemente le scuole non sono fisicamente qui, ma anticipiamo in modo molto originale e molto semplice dei contenuti e la conoscenza di luoghi che poi tutti aspirano a tornare a visitare di persona. Questo è Coditrip, un format di gita scolastica online molto originale che coinvolge più di 10.000 bambine e bambini da tutta Italia. In questo caso siamo alla Scala dei Turchi e ho il piacere e l'onore di avere anche il patrocinio del comune di Realmonte e del comune di Agrigento per questo particolare Coditrip che riguarda Agrigento, la Valle dei Templi e il territorio di Agrigento e di Realmonte. La tecnologia che abbiamo sviluppato è una tecnologia digitale abilitante e mi piace dire abilitante per dire che la tecnologia è solo lo strumento che consente a bambine e bambini da più di 450 città di essere virtualmente con noi, interagendo con noi, quindi non soltanto vedranno quello che adesso mostreremo loro, ma riusciranno anche a rispondere a domande o a rispondere a sondaggi o perché no anche a sfide e a indovinelli che lanceremo proprio quando siamo sui siti oggetto della visita per rendere ancora più diciamo così coinvolgente questa esperienza. Noi ringraziamo il professore Boiolo dell'Università di Urbino, tutto l'indotto che c'è, perché crediamo nei ragazzi, crediamo in questa nostra risorsa meravigliosa, siamo consapevoli che bisogna dare tutti gli strumenti però a questi ragazzi per fare il futuro. Uno di questi strumenti è proprio questa gita, una gita multimediale che approfitta della tecnologia per abbattere le barriere di tutti veramente regionali, nazionali eccetera, e consente a queste giovani generazioni di assaporare le bellezze che i territori e anche le diversità che i territori hanno. Un unicum di bellezza, di scienza, di progresso, di futuro, una magnificenza che è bianca come insomma quasi a rappresentare l'emblema di un'Italia, di una Sicilia bella, pura, pulita, che protegge in questo caso specifico il Mediterraneo. Ecco, in questi termini verrà proposta l'istanza come candidato a diventare bene UNESCO, a rivisitare l'istanza perché in verità l'istanza già c'è, e che dire, grazie professore Boiolo, grazie Università di Urbino, grazie ai ricercatori che si interessano di questi siti meravigliosi e che stimolano le nuove generazioni.